Noi siamo pronti. Solo che Arlecchino mi ha detto che ha finito di fare i lavori. Io davvero non so che lavori abbia fatto e soprattutto non riesco a trovare Pantalone, che dovrebbe essere il padrone, e immagino sia quello che gli ha detto di fare i lavori. Quindi io vado a cercarlo e vediamo se lo trovo. Allora, ma dov'è? Ha finito! Ma allora ha finito? Dov'è? Dov'è? È qua? È qua? Dov'è? È di là? È di qua? Ma eccola qua! Ma eccola qua! Guarda che bella, eh! Guarda quante robe nuove! Benissimo! Buonasera a tutti e benvenuti a questo video. Io sono Pantalone e sono il proprietario di questa bellissima casetta. Sono contento che mi vedete oggi perché oggi è il coronamento di un periodo iniziato tempo fa quando mi godito di far fare dei lavori. Ho fatto delle modifiche che non avete idea. Pensate che ho persino trivellato il pavimento. Che cosa? Trivellato il pavimento. Pantalone, vieni qua. Cosa c'è? Ma non si trivella al pavimento, lì sotto c'è il diavolo e se spunta fuori che si fa? Ma io non ho paura del diavolo! In ogni caso, per ogni evenienza, goccio questo al vise. Al vise. Ma basta chiacchiere! Adesso vi mostro subito il primo dei lavori. Attenzione! Guarda qua, eh! Occhio, Bene. Apriti sesamo! Scusate, godito. Apriti, sesamo! E forse ho sbagliato io a dire, non so, scusate, Apriti, maledetto! Apriti! Ma dov'è Arlecchino? Arlecchino, dove sei? Ma quasi tutto studato. Arlecchino, ma dove sei che te ciamo? Vieni qua, no? Dove sei? Arlecchino! Arlecchino! Ma tu burattinaio, vieni dietro che tu, no? Cosa fai lì davanti? Vabbè, vado. Ma allora qua, ma perché non funziona sta roba qua che ho fatto fare a Arlecchino? Arlecchino, vieni qua! Mi ha chiamato? Maresciallo, eccomi qua. Ma lei, scusi, cosa fa in casa mia? Io sono l'addetto alla sicurezza. Lei lo sa benissimo che bisogna sempre controllare. La sicurezza non è mai troppa. Ho controllato, arrivederci. Se serve, sono qua. E va bene, ho capito, ma va bene, boh, ecco. E qua, intanto Arlecchino non si vede, ecco, scusate signor pubblico questo piccolo roba qua, il fatto è che io sapevo che bastava dire apriti sesamo e si pare sarebbe andato su, allora io non so adesso cosa fare, Arlecchino, cosa? Cos'è? Ah, funziona! Vai però caro, su, oh, eccolo lì, buon, allora funziona e posso finalmente farvi vedere tutti questi bei lavori. Allora, prima di tutto, ma cosa fa? Fermate, ferma! Ma non si può mica andare avanti così però, Apriti, sesamo! Oh, boh, adesso funziona. Vai, ferma! Ecco, scusate, allora vi dice, fermo lì, te ho visto, su, fermo, che ti guardo, mamma mia, scusate, ecco, è che qua non vedrete neanche niente perché non c'è neanche luce qua, non si capisce, ecco, e qua un po' di luce, così funziona l'illuminazione integrata, e poi guardate che bella, la rete elettrosaldata, l'arganio ingegnoso, poi c'ho anche della musica, per esempio, funzionerà, aspetta, tecnico, metti suffia di musica, eccola,
Sì, dopo. Perché dovete sapere che durante la musica mi farò la dichiarazione d'amore a Colombina. Sì, ma non solo mica quello, perché anche, qua vi dicevo della trivelazione, qua che varessi da essere, e uno, e due, e tre, guarda lì, ecco, i tre busi del pavimento, perché durante la musica io mi vado qua, capio? Tiro questa prima corda e dovrei saltar fora, vediamo se ven fora. Eccolo lì, guarda che bello. Fammi sentire. Sa di niente, vabbè, boh. Allora, no, e se la musica va avanti, io vengo qua del secondo e Gavaria da saltar sopra, guarda qua, fa vedere se funziona. Guarda che bello, Ma non è finita qua, no? Perché con fare sornione poi mi avvicino alla terza corda e tiro su la meraviglia assoluta che Colombina, capito, cadrà... cosa nasce qua? Scusate un attimo. Ecco qua. Ma cosa succede? Il buso. Se massa piccolo, non ci passano. Arlecchino, vieni subito qua. Vieni qua, muoviti. Mi ha chiamato? Ma no, signor maresciallo, ancora. Goccia Arlecchino? Beh, non si preoccupi, perché quando uno chiama c'è sempre un problema di sicurezza. In ogni caso, se serve, sono qua, sa? E ho capito che lei è lì, me lo ha detto un minuto fa. Arlecchino, vieni fuori! Eccomi qua! Buongiorno a tutti! Senti, allora, ma posso salutare quelli del video o no? Va bene, saluta. Ecco, buongiorno, come state? Ecco, vieni qua. Sì, però se lei fa così, quelli del video non riescono a rispondermi, no? Va bene, fai come devi fare allora. Grazie. State bene lì del video, Io sì, perché ho finito i lavori. Hai finito niente, guarda qua. Visto questo buso che ha da essere slargato al manco del doppio, avanti, trivellare, ma no. Comincerei a dire no. Lei non ha sentito prima il burattinaio dov'era, Non ha sentito che il burattinaio ha detto che se noi trivelliamo ancora qua, magari salta fuori il diavolo e quello ci prende, ci trascina giù e chissà cosa ci prende, con le corna torcigliate ci trascina, non ci lascerà mai più tornare su. Finisce e lavora. No, ho paura del diavolo. Ma non devi avere paura, io ho la soluzione, che sarebbe Alvise. E che roba è? Vieni qua. Allora, ti vedi qua? Fermati qua nella rete elettrosaldata, stai fermo, così non ti attacca e mi ti fa vedere chi è Alvise. Alvise? Vieni qua, Alvise! Ma che è qua? Oh, ma che roba è qua che... ma che cos'è questo demonio? Oh, stai fermo. No, non mi puttare perché io non c'entro niente, No, stai fermo, no, non c'entro niente, non c'entro... No, stai fermo. Svengo. Ma no, ma Alvise, ma chi ti ha insegnato a pisciare sui fiori, Allora... Oh, non ti ribellare al toparon, capio? Allora, fai così, e allora vieni qua che ti lego. Ecco qua. Oh, guarda te, ma dimmi. Vabbè, non sa di niente, non sa di niente, ecco. Arlechin, vieni subito a cambiarmi ste fiori che sennò rischio di fare una figuraccia. Mi ha chiamato? Maresciallo ancora, no? Ho chiamato Arlecchino. Ma lei deve sapere, ma ho capito già che lei è anche lì che aspetta. Vada pure in caso, la chiamo io. Va bene, se serve sono qua, arrivederci. Sì, boh, arrivederci, magari anche fra un po', non serve saltare fuori ogni 2 minuti,
Invece Arrechino sparisce sempre, vabbè, mi raso da solo, capito qua. Tirare via sti fiori qua, vediamo. Ecco. Allora. Funziona però, E vai. Aia! Ma dove sei, Arlecchino? Sei qua? Aia, ma mi è arrivato un sacco in testa qua. Ma vieni a lavorare, muoviti. No, c'è quel demonio là che mi attacca, che ho paura. Ma no, stai tranquillo, adesso Alvise è chiuso e legato. Non mi fido, io sto qua e non mi muovo. Ma no, ma veramente, guarda. Alvise, crocchetta. Bravo Alvise, hai visto che è legato? Sì, ma quello lì mi attacca, ma no, ti attacca solo se glielo dico io. E che cos'è, un sicario? No, è un terrier. E in ogni caso, guarda cosa è capace di fare. Alvise, dormi. Visto, adesso dorme, veramente. Vieni a vedere. Passa gli occhi aperti. Ma no, stai tranquillo, dorme con gli occhi aperti. Ecco, adesso ti metti a lavorare o te lo sveglio, capio? Ma starà veramente dormendo? Ma si è mosso. Ah no, non si è mosso. Si è mosso. Ma no, se sta fermo. Mi sembrava per un momento che si muoveva, no? Alvise, dormire! Funziona. Ma va benissimo allora. Ecco, bravo. Stai lì fermo, addormentato. E anche voi del video, non muovetevi da dove siete perché è pericoloso, Guarda qua. Mano, occhiali. Oh, ecco qua. Ecco, vi ho detto che ho bisogno delle protezioni, quindi per favore non muovetevi da dove siete, va bene? Mano, trapano. Oh, ecco qua. Ecco, vedete che è uno strumento molto pericoloso. Ferma. Ma allora, aspetta che ti do io il via, no? Ecco, vi ho detto, no? È molto pericoloso. Ferma. Ma allora, ti ho detto, aspetta il mio segnale. Quelli non parlano, fanno solo danni. Allora, vediamo qua. Ecco qua. Allora, attenzione, Vai! Ferma. Oh, aspetta qua. Ecco qua. Occhiali, mano. Oh, fammi vedere qua. Oh, guarda qua che voragine. Adesso ci passa un camion e anche una scuola bus. Ecco. Ma cosa succede qua? Arriva il diavolo! Togli il pantalone, aiuto! Arriva il
Signor Pantalone, venga! Dove è andato il diavolo, aiuto? Signor Pantalone, venga! Ma che cosa c'è? Come che cosa c'è? Guardi lì! E adesso bisogna assolutamente tapparlo! Ma non abbiamo niente qua da tappare! Venga qua, vede il sacco qua, questo grande, venga! Mi aiuti, ecco qua, prenda lei piano, piano, ecco piano! Ecco qua, attenzione, è uno, è due, è tre! Ah! Meno male! Ma lei lo sa che era venuto su il diavolo e che sicuramente quello voleva prenderci, trascinarci giù, infilzarci con le sue corna attorcigliate e poi lasciarci per sempre nel delirio. Hai finito? Ma insomma, in ogni caso, noi abbiamo messo il sacco e non viene fuori più. Bravo però, non viene fuori più neanche il mio fiori qua però. Mi dispiace, sì, effettivamente. Ti dispiace. E io a Colombina cosa gli mostro? Com'è Colombina? Cosa c'entra i fiori per Colombina? Ma no, Colombina, non ho detto Colombina. Come no? Poi del video non ho detto Colombina. Ma no, volevo dire Alvise. Ma Alvise che cos'ha in bocca? Non si mangia tutto quello che si trova. No, lei voleva dire Colombina perché vuole regalare i fiori Colombina. Ma io glielo dico subito a sua moglie. Signora Caterina può venire qua? Scusi, sì, ho una roba da dirle. Che cos'è successo? E scampa Alvise, tocca tornare a parlo. Vieni qua Alvise. No, aspetti, signor Pantalone, questa è una vecchia scusa. Signora Caterina può venire? Pantalone, ma dove è andato? Pantalone! Ma che cosa vedo? Dei lavori a casa mia, una rete elettrosaldata, una illuminazione pacchiana, ma soprattutto un puff dell'Ikea. Signora Caterina, devo dirle una cosa molto importante. Me ne sono già accorta. Questi lavori, li vedo bene. Ma lei lo sa perché li ha fatti fare, signor Pantalone? Certo, per rovinare l'estetica di questa casa. Ma no, l'ha fatto perché vuole sposare Colombina. Che ridere. E tu cosa hai paura che le dica di sì? Certo. Ma se potrebbe essere suo padre, smettila. Anzi, fai una cosa. Vedi questo puff orrendo? Fai sparire almeno quello. Grazie. Ma signora Caterina, ma questo puff non si può fare sparire, se no saremo noi che facciamo una fine orrenda. Bravo! Bella roba, allora traditore, sei riuscito, A far che? A fare niente, a fare una scena orrenda, adesso puoi uscire di scena e tornare a ciaparmi il can che mi non lo trova. Vai! Ma si vergogni che lei potrebbe essere suo padre, ecco! Sì, vai, caro. Maresciallo! Mi ha chiamato? Certo, non sa che ore sono. Sì, certo, sono le 17:28. Benissimo, grazie, arrivederci. Se serve sono qua. Sì, lo so, me lo ha detto ogni volta. Arrivederci. Allora, puntuale come la morte, adesso arriverà al lavoro la bellissima Colombina. Buongiorno, sono Colombina. Come state? Oh, ma che cosa fa questo sacco in mezzo? Ciao Colombina! Signor Pantalone, che spavento. Ma no, non svenire nella nuda terra, cara Colombina. Svieni in questo bellissimo puff che Migo procurà per te insieme a una messe di altre sorprese. Un puff? Sì, questo. Anzi, adesso facciamo così. Io vado a mettere un sottofondo idoneo. Sei pronto, tecnico? Tente pronto, Ecco, e tu intanto prova pure questo comodissimo puff che mi ho preso per te. Arrivo, sai, vai, cara. Un puff questo? Ma, e quindi dovrei fare una cosa così, non è molto comodo. Ma
Ma non ha lo schienale. Ma come... ma cosa dovrei riuscire a fare qua? Ah, forse ho capito. Bisogna mettersi così. Non è molto comodo. Forse con un salto. Ah sì, allora. E 1, e 2, e 3. Ehi! Colombina! Colombina! Tutto quasi cambia. Grande la struttura, grande è la novità. Radiosa del futuro, foriera d'avventure, universo dei pensieri e delle parole. Tutti sono pronti a cambiare società, tutti sono pronti a raccontare vanità, tenendo sollevata la cornetta, correndo dappertutto. Lì c'è la fretta, rubini neri e bianchi, bugie, pugni stanchi, delusioni. Eppure tu arranchi. Il telefono non comanda, è l'amore che ti manda. Che manda me? Come dire io? Perché io tiro fuori quello che mi manca. Io tiro fuori quello che ho bisogno. Che sento di coronare questo sogno. Colo Colombina, colo Colombina, colo Colombina, colo Colombina, colo Colombina come sei carina. Colo Colombina come sei carina. Dai diamanti non lasci niente. In te scovasse nascono i fiori. Perché l'amore non ha paura. Non ha paura di sentirsi ridicolo. L'amore sale perpendicolo. Sale perpendicolo. Sale perpendicolo. L'amor sale perpendicolo. Colo Colombina, colo Colombina, colo Colombina, colo Colombina, Colombina come sei carina. Colo 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 Colombina. Colombina, mi te vardo in te occhi, mi metto in ginocchi, non faccio pastrocci, son patriò, non uno spandò. Dime de sì, per sempre mi e ti. Ferma la musica, per sempre mi e ti. Ferma la musica, ferma che non c'è l'altro fiore, tecnico, fermala. Ecco, scusa, sai, per sempre mi e ti. Che ridere. Ti facevo ridere, cara, eh? Ma sì, che ridere, vedere lei cantare e ballare così. Lei che potrebbe essere... No! Non dire quella frase, non dire che potrebbe essere tuo padre che non c'entra niente. Ma io non volevo dire quello, sa? Brava! Io volevo dire che lei potrebbe essere mio nonno. È morto? Ma che è morto? Ma come? Scusa, ma non ti piacciono i fiori, cara Colombina? Sono bellissimi. E la rete elettrosaldata è bellissima. E l'arganio ingegnoso è bellissima. E l'illuminazione integrata è bellissima. E allora che cosa c'è che non ti piace? E la canzone non ti piace? Ma veramente, se vuoi saperlo, la canzone faceva veramente schifo. È morto? Sì, dentro. Oh, ma insomma, io non so cosa pretende. Io sono innamorata di Arlecchino. Cosa? Voglio sposarlo e oggi gli mostrerò il vestito. Ma che cosa? Ma allora eravate già tutti d'accordo? Ma allora mica ho fatto fare tutti sti lavori per niente. Ma allora, povero pantalone, povero pantalone. Ma insomma, io non so cosa dire, i fiori sono bellissimi e io ho un batticuore che adesso devo chiamare Arlecchino. Arlecchino, puoi venire qua? Eccomi qua, allora cosa gli hai detto a quello lì? Gli hai detto di sé? Oh, che spavento. Ma insomma, Arlecchino, non mi fa spaventare anche tu, che già c'ho il batticuore. Aspettami qui che ho una grande sorpresa da mostrarti. Aspetta, arrivo. Non gli ha mica detto di sé quella lì, no? Non gli ha mica detto di sé, no? Vero? Sì o no? Mi rispondete? È che non si sente. No, ma non gli ha detto di sì, vero? Eccomi qua. Ah! Gli ha detto di sì! E allora? Come allora? Vuoi sapere la mia opinione? Certo, sono tutta orecchi. Allora la mia opinione è assolutamente no. Sono in disaccordo totale, assolutamente no. Ma vorrei dire di sì, vero? No. Ma sì, no, sì, no, sì, no, sì, no.
Sì, dai. No, 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 no. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. No e no. Oh. Ma come sarebbe a dire? E non toccare questo sacco che è pericoloso. Ma insomma, intanto tu sei un ignorante che questo non è un sacco un puff. Primo e secondo, come sarebbe a dire no? Ti ho detto di non toccare questo sacco che è pericoloso. Tu mi devi obbedire quando ti dico le robe, hai capito? Ma pur tu fai quello che vuoi, anche tu fai quello che vuoi. Allora se dici così io non ho più bisogno di te, hai capito? Ecco, se non hai più bisogno di me, non mi chiamare mai più, hai capito? Ecco qua. Ma dai, scherzavo, Arlecchino, vieni qua. Dai, scherzavo, vieni qua. Guarda che tocco il sacco. Guarda che tocco il sacco, guarda che te lo... Ma mi macchia tutto questo sacco di polvere. Aspetta che vado a mettermi il vestito di ogni giorno, così vediamo. So che sei lì, guarda che te lo butto via, guarda, tanto tu da sola quello lì, non riuscire neanche a spostarlo, tiè, ecco, dai vieni qua, te lo butto via, sai, io non riesco a spostarlo, è pesantissimo, ma perché c'è una corda qua? Oh! Oh, adesso ti prego. Eh sì, e 1, e 2, e 3. Cosa succede? Aiuto! Aiuto! Zagga zagga. Cos'è l'è questa roba qua? Zala. Cos'è che roba qua? Za. Za. Oh. Buddha. No, 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 Arlecchino, non ho fatto niente, mi scusi, Arlecchino, aiuto, Arlecchino, Ti avevo detto di non Ah, il diavolo, oh, no, 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 non faccia così che io non le ho fatto niente, no, ti ha fregato, oh, no, no, non faccia così che io non ho la colpa di... ti ho fregato! Ma Colombina, cosa ti è successo? Aia! Colombina, credo di aver capito che cosa ti è successo! Zedda ragazza. Oppa! Ma che cos'è tutta questa confusione qua? Mamma mia, Madonna Vergine, cosa vedo qua? E il diavolas gaccio esto Arlecchín e lo sta strisinando nel diavolas. Mamma mia! Momento, si è preso Arlecchino e lo tirato. Vuol dire che adesso torna su e prende tutti, prende anche me. Signor maresciallo! Mi ha chiamato? E certo, venga qui, vedi questo sacco, ecco, andiamo. Ecco, lo prenda piano, benissimo. Ecco, venga con me, pian piano, ecco, senza farsi male, ecco qua. Oh, senta, e c'è un problema però, questo sacco che va e che viene è un pericolo e quindi finalmente ci possiamo attivare e dare inizio, a un'operazione di sicurezza, va bene? Certo, vado subito ad avvisare il comitato di emergenza, mi scusi. Vada, ecco, bravo, ecco. Cosa vedo? Colombina! Sei morta? Colombina, non sei morta, vero? Vieni qua. Colombina, rispondimi!
Rispondimi! Colombina, dai, sveglia, sveglia! Colombina, ma dai, tirati in piedi, dai. Vieni qua, dai, stai su, Colombina. Ma no, stai su, Colombina. Dai, stai su, Colombina. Ma stai su, ti ho detto. Aia. Ah, ma allora sei viva. Ma che cos'è successo? Ma come che cos'è successo? Che un imprudente ha tolto qua il sacco, si è saltato fuori il diavolo, che ha preso Arlecchino e l'ho portato. Cosa? Arlecchino è stato portato giù? Eh sì, abbiamo dovuto tappare, per fortuna adesso siamo insicuri. No, ma bisogna assolutamente togliere questo sacco subito. Ma sei matta? Ma vuoi che venga su e ci prende tutti? Ma no, mi scusi, ma è tutta colpa mia, lei lo deve sapere. Dovevi pensarci prima però, Ma lei mi aiuti? No, io sono massa vecchio. Ma no, mi scusi signor Pantalone, no, troppo facile, dovevi pensarci prima di dare risposte avventate, prima di rispondermi che a caso faceva schifo, prima di dirmi che mi potrei essere tuo nonno. Ma mi scusi, signor maresciallo può venire? Signor maresciallo? Mi ha chiamato? Certo, vede qua. Ma non si preoccupi, noi abbiamo già attivato la massima procedura, il comitato d'emergenza, priorità interesse nazionale. Entro domani mattina qua sarà tutto a posto. Ma come domani mattina? Certo, mi scusi, adesso c'è prima la cena e poi c'è il film. Lasciateci lavorare, grazie. Oh, ma Arlecchino, è tutta colpa mia. Ma come starai là sotto? Starai bene? Starai male? Io starò qua con te, hai capito? Anche se viene la notte. Ecco, io sto qua con te. Ci sono certi giorni che uno mago se ne accorge, io sono già finiti, meglio, perché portano solo disgrazie. Guarda lì, come dorme pacifica, tutta innamorata. E io? Io ho guadagnato un buso che mi ha preso il servo e sputa fuori a diavoli assassini. Sarà meglio farlo finire sto giorno o no? Andiamo, va, io non so perché mi vengono anche tutte le idee di fare i lavori. Spegni tutto, spegni e tu notte vieni. Ecco, impisa le stelle nel cielo, al mago quelle, buonanotte signor maresciallo. Colombina, ma cosa fai lì? Colombina, svegliati. Ma chi è? Colombina? Oh, mi sono addormentata. Ma cosa stai facendo? Ma secondo lei come starà Arlecchino? Starà dormendo come tutti. Vai anche tu a dormire. Prima di domani mattina questo puff orrendo non potremo toglierlo da lì. Va bene, allora vado anch'io a dormire. Buonanotte. Buonanotte, Colombina. Signora Caterina, ma che cosa fa ancora in piedi lei? Stavo guardando che questi lavori sono orrendi persino di notte. Ma lei non si deve preoccupare, perché domani mattina noi ripristineremo tutto come era prima, in assoluta tranquillità e sicurezza. Può andare a dormire tranquilla. Vorrei che fosse come dice lei, signor maresciallo. Buonanotte. Buonanotte, signora Caterina. Buonanotte. Arlecchino! Ma me non arrivo a dormire! Ho fatto gli incubi! Ma qua lo saia! Ma non si vede niente qua! Aspetta che mi prendo almeno una lucina! Arlecchino! Ma dove sei? Ho sognato che il diavolo veniva a prendermi! Voleva me, capito? Arlecchino! Colombina! Colombina, sei qua! E sei andata via!
Mi hai tradito anche tu? Alvise! Alvise, manco ti vieni qua! Mi avete lasciato da solo, sì, eh? Me ne siete andati tutti. Ma io sono capace di stare anche da solo, cosa credete? Ma cosa credete? Io non sono mica morto. Anzi, io sono ancora migliore. Ma mi ve bagno tutti, capì? Ma anche se non venite qua quando diciamo, venite qua, dove siete? Che cos'è questa nebbia? Non vedo niente, aiuto, dove siamo? Aia, Arlecchino, Colombina, vieni qua, Alvise, aia, aia. Buongiorno, buongiorno, ecco qua, finalmente il giorno giusto. Ecco, Arlecchino, come hai dormito? Lo sai che oggi ti tireremo fuori da lì? L'hanno detto tutti. Alvise, cosa fai? Ai, 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 povero me. Oh, signor Pantalone, ma che cosa è successo? Alvise, fermo, fermo, dove sei? Ecco, piano. Ah! Ma si è fatto male? È caduto stanotte? Ma certo che sono cascato. Non c'era nessuno a aiutarmi, mi avete tradito tutti, io mi sono rotto la schiena. Ma lei non si deve preoccupare perché proprio oggi torna Arlecchino. E come no, io se non ti dispiace intanto vado all'ufficio del collocamento. Ma no, mi creda, l'ha detto anche il maresciallo. Come no, Alvise, cosa fai? Cosa fai, Alvise? Aia, ma non far salti, Alvise! Vai avanti! Ma che ridere! Si vede che gli manchi proprio, come servo. Oh, ecco che arriva il maresciallo. Signor maresciallo, siamo qua. Sgomberare l'area, scusi, massima priorità, interesse nazionale, zona rossa, nessuno può oltrepassare. Finalmente diamo inizio ai lavori. Ecco, finalmente salvate Arlecchino che è qua sotto. Mi scusi signora, lei non deve intervenire, non deve farsi vedere, questa è la zona rossa, non deve oltrepassare perché noi adesso faremo qua una bella spianata di cemento che impedirà per sempre qualsiasi ulteriore passaggio dall'alto al basso o dal basso all'alto, ecco. Ma prima dovete salvare Arlecchino, me l'avevate promesso. Mi scusi signora, questa è la zona rossa, lei non deve intervenire, lei deve lasciarci lavorare, grazie, lasciateci lavorare. Avanti, venite, fate manovra, avanti. Ma scusi signor maresciallo, mi scusi, zona rossa, lei non deve intervenire, grazie. Ecco, avanti, avanti, fate manovra, avanti, fate manovra, fate, ma dove andate? Ma dove andate? Ma non di là, aspettate! Arlecchino, ci hanno lasciato da soli. E allora ti aiuterò io. Arrivo. E 1, e 2, e 3. Arrivo. Alvise, ma dove sarà andata quella Alvise? Ma dove sei andato, Ma chi che ha aperto qua? Ancora? Ecco, di qua fate manovra, fate... Fermo! Che cosa succede? Come cosa succede? Mi aiuti a mettere il sacco qua, che chi è che l'ha tolto? Venga, ecco, piano, ecco, andiamo qua. Ecco qua. Sì, ma scusi, signor maresciallo, qua bisogna assolutamente accelerare, qua è una questione di sicurezza. Ma certo, non può andare avanti in sto sacco qua, magari la gente ci casca dentro, magari casca il mio Alvise. Mi scusi, ci lasci lavorare, dobbiamo fare manovra, ecco. Sì, ma non è che il mio Alvise magari si casca qua dentro, no? Alvise! Dove sei? Alvise!
Ma cos'è che lei qua? Vai via, vai via, vai via! Vai via, vai via, vai via! Cosa che te vuole? Cosa te vuole? Vai via, vai via! Aiuto, aiuto, aiuto! Dove me nascondo? Ma chi è? Sei tu Arlecchino. I tuoi dolci baci. Oh sì Arlecchino, baciami. Ma Arlecchino, Alvise, sei tu? Mi hai salvato, grazie. Ma Arlecchino dov'è? Arlecchino, ma sarà qua sotto, no? Adesso ti mando Alvise a salvarti, ma non serve, basta che mi tiri la corda, no? È vero, ecco, sei pronto? Ecco, ma non quella! Oh, scusa, è vero, sei pronto? Ecco qua, ma non quella! Oh, scusa, allora sarà questa, e 1, e 2, e 3! Arlecchino! Eccomi qua! Che bello che sei vivo! Ma lo sai che ho capito anche una grande roba mentre ero là sotto? E che cosa hai capito? Ma che te la mostri subito? Sì. Allora vieni qua. Mettiti qua, ferma sulla rete elettrosaldata. Ecco, guarda cosa ho capito. Ho capito che bastava semplicemente spostare un po' con la corda e guarda cosa ti viene su. Guarda qua, Cosa ne dici, Colombina? Ti piacciono? Ma sono bellissimi. Se vuoi sono per te. Veramente? Sì, e se vuoi anche puoi metterti, sai, quel vestito di prima. Perché mi metta il vestito di prima? Sì. Ma vuoi che me lo metta per te? Sì. Che bello, vado subito. Ma aspetta, venga anch'io. E questi fiori da dove vengono fuori qua? Ma chi è che piscia là? Alvise! Ma Alvise, ma dov'eri che io ti ho cercato? Ma sai che pensavo che ti avesse preso il diavolasso, Ma guarda, te non farmi più scherzi del genere, capito? Fate manovra, Oh, maresciallo! Ma questi fiori? Sono belli, Ma è il cemento? Ma no, sarà meglio i fiori del cemento. Va bene, quindi devo... Ma scusi, ma quello non è Arlecchino? È Arlecchino! È vero! Non l'ha tenuto neanche l'inferno! È tornato in qua! E quella mi pare che sia proprio Colombina, vestita da sposa. Guarda te, caro pubblico, altri sei qua a vedere sto video pensando che io mi maritassi, invece vedrete la cerimonia di quel gran fortunato Arlecchino, Colombina. Oh, mi scusi, devo andare a fare manovra. Fate manovra! Andiamo anche noi a vedere quei due là, cosa dici? E tu, Caterina, vieni anche te? Caterina? Ma certo. Finalmente avete messo una fioriera al posto di quell'orrendo puff dell'Ikea. Sì, siamo stati a lezione, sai. Dai, andiamo al Vise. Ma no, stai tranquillo che il diavolo si sotterrà sotto i fiori. Andiamo al Vise. Andiamo a vedere cosa succede qua. Zavalava!
Ma... Vabbè, noi qua abbiamo finito. E tocca a voi adesso. E il riso, sì, il riso. E sì, certo, dal video non si riesce a lanciarlo, ma aspettate un attimo. Cioè voi adesso dovete cercare nelle tasche di avere un po' di riso, perché vengono fuori, no? C'è la cerimonia. È per quello che l'abbiamo fatto questo video. Pronti? Arrivo. Andiamo, no? Eh sì, andiamo! Vai, il riso! Il riso! Bene.